Abbiamo sentito fumo e qualche botto, brutti odori e siamo scesi tutti in strada e voglio fare un plauso ai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto che sono stati celeri nell'intervento e a domare il fuoco, altrimenti qui succedeva una strage. Il fumo denso, l'odore acre, è stata un'alba di paura ed emergenza in via Spagna a Castelfranco Veneto, in questa palazzina composta da decine di appartamenti. All'origine le fiamme che hanno interessato un ormai irriconoscibile 500 XL a doppia alimentazione, benzina e GPL. L'auto si trovava in garage nel seminterrato. I pompieri sono arrivati pochi istanti dopo l'allarme e sono riusciti a mettere in sicurezza l'area, procedendo all'evacuazione del condominio. La macchina era a fuoco completamente, non so se è esplosa perché i colleghi non... però è completamente distrutta la macchina. Questo quindi ha creato tanto fumo? E poi ci sono danni sui scarichi delle fognature, sull'impianto elettrico, sull'impianto antincendio, su un po' di tutto. Disagi si sono registrati anche in alcuni negozi, il fumo ha invaso gli interni. Praticamente guarda, qua c'è tutta la polvere, micropolvere che è entrata e anche adesso bisogna disinfettare tutto il negozio, passare tutto quanto. Stiamo aspettando un'agenzia di pulizie che facciamo anche fatica a trovare, dobbiamo tenere chiuso un po'. Sul posto il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon finché l'auto è stata imbragata e portata all'esterno, permettendo la bonifica della struttura. Criticità si sono registrati sul sistema fognario e sugli impianti elettrici. Anche in questa occasione i vigili del fuoco hanno dimostrato la loro capacità di intervenire tempestivamente e con professionalità, perché al di là hanno circoscritto l'incendio nella zona dove è successo e siamo ancora qui a dare risposte cercando di mettere in sicurezza l'immobile che non ha problemi strutturali. Nessun problema di staticità, quindi dopo la paura tutti nel corso della giornata sono rientrati nelle loro abitazioni.